Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo insieme per vedere l'ultima e fatidica partita del mondiale di quest'anno, del match tra Nepo e Carlsen. Vedremo come negli scacchi i nervi giochino un ruolo fondamentale, come a volte la disperata ricerca della vittoria può far smettere di cercare varianti di parità, come la demotivazione, come non essere motivati, appunto, pensare che si perderà, non avere fiducia in se stessi, può portare spesso a un'amara sconfitta che altrimenti non avverrebbe. Ok, Carsten qua è il nero, Nepomniachtchi è il bianco e Nepomniachtchi gioca E4 in una partita così importante dove se Nepomniachtchi perde il match è finito, se Nepomniachtchi pareggia il match virtualmente è finito e per riaprire gli spettacoli serve una vittoria, Nepo gioca E4 che conosce meglio, Carsten gioca E5 fedele al suo stile, non è ancora tempo per cambiamenti secondo Carsten, cavallo F3, cavallo C6, ecco qua la novità, la sorpresa è alfiere C4, la partita italiana anziché la partita spagnola con Ruy Lopez con alfiere B5 che era stata giocata nelle partite precedenti. Ok, dopo alfiere C4, qua c'è il grande dilemma di molti giocatori, giocare con cavallo F6 o giocare con alfiere C5. Questo è un dilemma di molti. Diciamo che Carlsen ha giocato probabilmente la scelta più corretta, che è giocare cavallo F6. Ok, molto spesso su alfiere C5 il bianco gioca C3 e su cavallo F6 D3 si traspone nella stessa posizione che si raggiungerà in partita, ovvero cavallo F6 D3 alfiere C5 C3, ma per diciamo un giocatore alle prime armi, no? Cosa fa? Sorteggia una delle due mosse, cavallo F6 alfiere C5, o ne sceglie una con ragionevolezza. Diciamo che forse a livelli più bassi alfiere C5 è più facile perché viene controllata la casella in G5 ancora per un tempo, il cavallo in G5 non è in presa e quindi non è possibile effettuare attacchi contro F7. Se il bianco prepara cavallo G5, dopo cavallo F6, cavallo G5, chiedo scusa, non alfiere G5, dopo cavallo G5, attaccando F7, il nero che ha già mosso l'alfiere può semplicemente arroccare. Il nero arrocca e questo si sa che il cambio dei due pezzi per torre e pedone in questa fase del mediogioco non è granché, il nero sta molto meglio, un vantaggio già tra il netto e il decisivo e quindi diciamo che proprio non ha senso preoccuparsi di cavallo G5 e chiaramente bisogna preoccuparsi di altre cose con alfiere C5, per esempio il gambetto Evans, magari il gambetto italiano classico, ovvero e perdi ci perdi, dove il bianco a volte sacrifica il pedone in E4 per conquistare il centro. C'è da preoccuparsi anche dell'attacco Max Lange, che è un'altra apertura molto interessante, ma sono tutte cose che richiedono magari meno conoscenze mnemoniche rispetto, quindi ovviamente il giocatore che vuole studiare Alfiere C5 deve studiare queste cose. Diciamo che chi inizia con cavallo F6 invece deve sapersi molto bene il fegatello, che è un attacco su F7, perché ora giocare alfiere C5, ovvero il controgambetto Traxler, è molto rischioso, perché sia cavallo per F7 sia alfiere per F7 sembrano dare un vantaggio al bianco. E qua il nero deve giocare D5 per D5, non prendere perché questo è un trucco che conosciamo già da secoli, dal punto di vista letterale, penso che già dal 1600 sappiamo che prendere perde per cavallo per F7, il nero deve giocare cavallo 5, fiere B5 e C6, poi la teoria va avanti, il nero sacrifica un pedone, ma se il nero sa tutto, appunto non c'è il minimo problema e quando siamo appunto a questi livelli di campionato del mondo, ovviamente Carlsen sa tutto. E alla fine, anche se bisogna sapere questa linea in profondità, Carlsen sa perfettamente che non c'è nessun problema e gioca a cavallo F6 senza nessun problema, permettendo cavallo G5, ma riducendo qualsiasi altra opzione seria del bianco. Ok, detto questo, Nepo gioca D3, ovviamente, ok, anche alcuni giocatori dell'Elite
in alcuni tornei online giocavano con cavallo G5, però in questo match per il campionato del mondo di 3, che è più seria, alfiere C5, ecco C3. Ecco, siamo così nella partita comunemente chiamata in italiano arcaico giuoco piano, dove i piani del bianco sono vari. Per esempio il bianco può voler arroccare, poi in futuro voler espandersi con D4, può voler espandersi nell'ala di donna, dopo aver arroccato può spostare la torre, può manovrare il cavallo nell'ala di re. I piani sono molteplici. Il nero gioca D6, il bianco arrocca, ecco qua ci sono varie mosse, non so, il nero può arroccare così, ma il nero gioca A5. Un'idea molto interessante A5, perché è un'idea interessante A5? Perché previene possibili espansioni con B4, no? Che ora non funzionano perché su B4 il nero giocherebbe A per B4. In più, magari avendo il re ancora al centro su alfiere G5, magari ci sono opzioni di espandersi con G5, poi magari improvvisamente mantenere il re al centro, addirittura arroccare lungo, no? E poi in un futuro, non adesso, lanciare un attacco con i pedoni, no? Quindi molto interessante questo ordine di mosse. Il bianco gioca torre 1, Carlsen gioca alfiere A7, una mossa che si è soliti fare, una mossa di profilassi perché l'alfiere può essere esposto in C5, magari, non so, di 4 potrebbe venire giocata con tempo. Ok, Nepo gioca a cavallo A3 e diciamo che esiste questa manovra classica per andare in G3 in E3. Si può giocare anche cavallo A3 C2, no? Per giocare poi alfiere E3 o cavallo E3 e comunque prima o dopo portare un cavallo. Carlsen gioca H6, ancora una volta Carlsen non vuole arroccare con la possibilità di alfiere G5 perché poi magari cacciare l'alfiere è un po' più difficile, no? Se c'è questa inchiodatura che può dare fastidio a tutti, a gente di basso livello, a gente di alto livello dà comunque fastidio, su G5 non so, a parte il fatto che su alfiere G3 comunque il re nero si trova nel lato dove sono stati spinti i pedoni, ma poi magari bisogna anche vedere cavallo per G5, H per, alfiere per, e con il re nero in questi paraggi, non so, la cosa potrebbe fare anche un po' paura, e comunque non sarebbe nello stile posizionale e conservativo di Carlsen. Dopo cavallo A3, quindi Carlsen gioca H6, cavallo C2 e Carlsen arrocca senza timore di questa inchiodatura. Alfiere E3 per cambiare il forte, alfiere in A7, alfiere per, cavallo per. Torre E8. A questo punto diciamo che data la grande, diciamo, dato il grande divario nel punteggio all'interno del match, Carlsen che ha un vantaggio di 3 punti, ha vinto 3 partite senza aver subito sconfitte, non è Carlsen che deve preoccuparsi di dimostrare qualcosa in questa partita, perché se Carlsen pareggia questa, poi ne pareggia un'altra, ha già vinto il match, quindi a Carlsen va bene giocare alfiere 6, cambiare anche gli alfieri e cercare di semplificare, liquidare e raggiungere un finale pari, e anche la patta ovviamente va bene, perché bastano 2 mezzi punti o un punto per vincere il match. Nepo gioca a 4, alfiere 6 ovviamente, alfiere per E6 e torre per E6. Qua esiste anche l'opzione di giocare F per E6, soprattutto quando la torre si trova lungo la colonna F, però non ha senso perché la torre si è già mossa e F per E6 sbilancia il gioco, ovvero struttura leggermente danneggiata in cambio della colonna F aperta. In un contesto in cui da nero vogliamo giocare senza rischi, non ha senso, quindi torre per E6 senza crearsi debolezze, donna B3, attacca il pedone, B6, perché un pedone è sempre un pedone, torre a D1, ecco qua, una variante che abbiamo già visto, cioè una variante vuol dire una manovra che abbiamo già visto in un video precedente, vediamo chi si ricorda, qualcuno si ricorda, cavallo E7 con l'idea cavallo G6, non esattamente in questa posizione, ma abbiamo visto questa manovra in una partita di Carlsen contro Esipenko nella Coppa del Mondo giocata in agosto di quest'anno. Dove appunto il piano, come il bianco ha giocato un piano, una manovra per portare il cavallo in E3, esistono anche manovre per portare il cavallo in G3, dove si vuole puntare anche a questa casa, anche il nero può puntare a questa casella. E il bianco gioca H3, si fa un buco per il re, donna D7, idea di portare in gioco la torre, cavallo H2, una manovra tipica
però si vuole portare quel cavallo, ma la posizione è solida. Torre di 8, cavallo G4, cavallo per H per sbilanciare. Su cavallo per G4 la posizione è molto simmetrica, il nero potrebbe giocare cavallo G6 mantenendo la simmetria per portare qua il cavallo, il nero potrebbe anche giocare D5 dove in questo caso le debolezze di E5 e di D3 si compensano con probabile patta. Il bianco gioca H per G per rafforzare il controllo sulla casella F5. Un'altra idea potrebbe essere giocare G3, Re G2, torre H1 ed imbastire un attacco nell'area di Re prima che il bianco possa realizzare questo piano. Carlsen previene l'attacco prima ancora che esso possa iniziare con D5 punto esclamativo, con l'idea di creare, diciamo, semplificazioni al centro. Se il bianco catturasse tutto in D5 potrebbe anche andare a stare peggio, sì, donna per, cambio generalizzato. Il bianco potrebbe stare peggio perché il bianco ha un po' meno spazio, il nero è più facile consolidare i 5 rispetto a D3, quindi il bianco soffrirebbe leggermente, anche se probabilmente se il bianco gioca bene può mantenere la parità. A questo punto Nepo decide di giocare D4 per fare esplodere il centro. Cosa succede? Non si sa bene che pedoni bisogna cambiare. Magari su d per e4 segue d per e5 attaccando la donna, e la donna si sposta, poi magari il bianco può provare a difendere il pedone in e5 e catturare in e4. Ok, quindi Carlsen non vuole questi problemi e cattura in d4. Nepo a questo punto cattura in d5, perché? Perché se cattura in d4 magari c'è il rischio che perde il pedone, d5 è ben difeso, tra l'altro non si può prendere con il cavallo per l'inchiodatura, dopo torre perdi per... non si capisce bene dove sia il compenso per il pedone in meno. Quindi Nepo gioca e per d5, quindi il centro scompare, ecco qua Carlsen gioca una mossa fortissima. Perché Carlsen gioca una mossa fortissima? Perché se Carlsen continua con le catture, poi ora è lui a venire inchiodato. E ora la situazione è grave. Il cavallo non riesce a muoversi. Se si difende si può minacciare con il pedone. Posizione nera collassa. Ma in questa posizione, dopo diciamo H per di 4, di 5 di 4 e per D e per D per D4 e per D5, anziché provare a prendere il pedone in D5, Carlsen difende il pedone in D4. E a questo punto Nepo deve fare qualcosa perché ok, la cosa normale, Carlsen gioca a torre 4 per prendere in D5 dopo senza farsi inchiodare. Ora in caso di torre per D4 la posizione è molto semplificata, il nero prende in D5 e qua possiamo addirittura dire che il nero può giocare per vincere. Perché? Perché il bianco ha alcune debolezze, la posizione dovrebbe essere pari. Qua ci sarebbe un trucco, un ignobile trucchetto che è torre 8, che è un tentativo di deviazione su torre per E8, donna per D5. Il bianco vince, però il nero non si fa deviare il difensore della donna. Ecco qua in questa posizione è molto, molto facile che in questa posizione, ok, questo non va bene perché cade la donna, il bianco potrebbe giocare donna di 3 scacco, G6, cambiare le torri, con probabile patta, non so, D5, e il finale è pari, no? 6 pedoni contro 6, la donna si piazza in C4 difendendo tutte le debolezze, il nero può mettere il re in G7 difendendo F7, non ci sono debolezze, nessuno può compiere progressi. Però Nepo deve vincere. Quindi mantiene vivo il gioco con torre C2. A questo punto l'eroica torre rimane in quarta traversa. Se la torre si spostasse, retrocedesse, il bianco mantiene il pedone, sta meglio. Torre F4. A questo punto torre per D4 nuovamente porterebbe a semplificazioni generalizzate con una probabile parità e quindi l'approssimarsi del titolo di campione del mondo di Carlsen, che
l'indomani avrebbe giocato con il bianco e probabilmente avrebbe potuto imporre una patta. Se non l'avesse fatto, se avesse perso domani avrebbe avuto altre 2 occasioni per imporre una patta e rimanere campione del mondo. Quindi Nepo gioca G3. L'idea di Nepo è che se la torre si sposta, per esempio se la torre va in F3 o in F6, a questo punto torre per D4 mantiene il pedone in D5 con vittoria del bianco, ma qua G3 vincerebbe se non fosse per un piccolo dettaglio. E ora una combinazione da 2 punti esclamativi che permette a Carlsen di vincere la partita in modo fulminante e rimanere campione del mondo. 2 punti esclamativi D per E3. A questo punto ovviamente il bianco, se non prende la torre, un pezzo in meno. Quindi torre per E3 perde, perché il nero mantiene la torre o addirittura cattura in G4 e non c'è compenso. G per F4, a questo punto il bianco ha la qualità in più, ma il suo re è tremendamente esposto. Donna per G4, re F1, donna H3, bianco gioca re G1, caso di re 2, G per F2 vince, su re per F2 c'è un'infilata, ops. In caso di torre F1, cavallo F5 con innumerevoli decisive minacce. Caso di torre per F2 il nero da torre 8, scacco e poi da matto. Quindi dopo donna per G4, re F1, donna H3. Bianco gioca re G1 ma posizione persa. A questo punto Carlsen ha molti modi di vincere. Forse il modo più diretto potrebbe essere E per F2. Scacco. Ora la cattura, l'unica mossa legale, le uniche mosse legali sono catturare in F2. Re per F2 perde per la solita infilata. Caso di donna per F2 si aggiunge un attaccante, torre di 6 per far passare la torre con attacco decisivo inevitabile. F5 non cambia la sostanza delle cose, perché si cattura il pedone che smette di controllare G6 si rinnova la minaccia, e uno scacco in E8 nuovamente non cambia la sostanza delle cose, il bianco perde. Il bianco può coprire con la donna, ma diciamo che in questa posizione è come se il nero avesse un pezzo in più, il re è migliore e il nero sicuramente vincerà. Ma diciamo che Carlsen preferisce portare il cavallo in gioco per portare comunque la torre in D6 in G6. Ora su F per E3 il nero ha tanti modi per vincere, torre D6 da un attacco decisivo, cavallo per E3 doppio non è male. Se si inchioda il cavallo con donna D3 perché dietro c'è la donna, ci sono alcuni problemini come il matto in G2, devo darlo matto in G2, ok? Quindi dopo cavallo F5 il bianco gioca D6 per impedire alla torre di portarsi qui, ma cavallo H4, si minaccia matto, si minaccia il doppio in F3, F per E3 unica per portare la donna in difesa, difendere qualche minaccia, ma ok, questa, cavallo F3 anche era molto buona, ma donna G3 ancora più precisa, su re H1 il re in una rete di matto, cavallo F3 vince, donna H3 scacco praticamente matto, queste caselle sono tutte controllate, su donna G2, donna H4 da praticamente matto. Il re va in F1, a questo punto cavallo F3, però ci sono innumerevoli minacce. Cavallo per E1 è una, donna E1 matto e donna G2 è la seconda, per esempio su D per C7, lo spettacolare matto, scacco e donna G2, e la partita è finita. Dopo cavallo F3 Nepo vuole semplificare, ma è senza questa semplificazione, senza speranza di fronte a un gran tecnico come Carlsen. Ci sono ancora dei trucchi, per esempio, bisogna semplificare bene. Se Carlsen si addormenta e gioca donna per F2 e cavallo per E1 per riprendere il materiale così, il bianco non riprende il cavallo per avere poi dopo re per E1 un finale inferiore se non perso. Il bianco giocherebbe l'intermedia di per C7 vincendo. Questo pedone va a donna, su torre per D1 donna, su qualsiasi altra mossa, torre F8, torre D8, poi il pedone promuove, il bianco vince. Quindi questo sarebbe stata una fine ingloriosa per il nero e magari avrebbe riaperto le chance per la vittoria del titolo mondiale, ma diciamo che questa è fantasia.
perché ovviamente un giocatore come Carlsen non cade in un trucco simile. Quindi Carlsen dà scacco in H3. A questo punto, se il re va in E2, cavallo per E1 vince, perché ok, D per C7 non è un problema. Non so, donna G4 per poi prendere la torre con matto e cioè a parte tutto la donna sta anche tenendo C8. Quindi il bianco giocò donna G2, donna per, cavallo per E1 e Carlsen semplifica con scacco, ora prende questo pedone e ora siamo in un finale con un pedone in più, Carlsen che controlla l'unica colonna aperta, Carlsen sa benissimo che un pedone è un pedone e quindi come si suol dire il resto è solo questione di tecnica. Re F3 per attivare il re, torre D2, torre in settima, torre B1, G6 per mettere in marcia il pedone in più, B4 presa, torre per, torre A2, vincolando la torre alla difesa di questi punti, re E4 perché se no il nero centralizza lui il re e alla lunga vincerà, re 4 per centralizzare il re ma per guadagnare i pedoni e spingere i propri, per guadagnare i pedoni nemici per spingere poi i propri, ma Carlsen spinge subito i propri pedoni convertendo il vantaggio di materiali in vantaggio di tempi. Re di 5, torre C2, gioca Carlsen, H4 andava benissimo anche, torre C2 prova bene, torre B3, la torre più passiva H4. Mancano poche mosse alla promozione, re C6 H3, re per C7 H2, torre B1, torre per C3 scacco. A questo punto Nepo prende il finale perso, quindi l'unico tentativo è prendere il pedone in B6, a questo punto deviazione, torre B3, deviando la torre dal controllo della casa di promozione, dopo torre per B3 H1, Carlsen alla donna, Nepo prova a mettere in marcia il pedone passato, ma ora la donna è troppo forte, ora si minaccia un attacco doppio, quindi a 6 perderebbe la torre, re A7, donna E7 scacco, re G7, per evitare, diciamo, per migliorare il re ed evitare possibili trucchi, magari, so un trucco, quale poteva essere un trucco? Magari un trucco era che su donna D8 c'è l'inchiodatura, quindi Carlsen tira sul suo re e ora minaccia donna D8 doppio per guadagnare un pedone, torre B6, perché A6 perde per tipo donna E6, chi attacca la torre e il pedone, ora su torre A3, per difendere tutto scacco in C6 e ovunque vada il re bianco arriva uno scacco, un attacco doppio vincente su re A7, donna C5, il nero vince di nuovo. Quindi torre B6, donna C5 e il nero abbandona. Perché? Perché il pedone cade, poi dopodiché si assedierà il pedone 3 e tutti i pedoni bianchi cadranno uno a uno. La donna è la donna. Quindi sì, si può giocare torre A6, ma diciamo che anche Carlsen inizia a prendere, avanzare i suoi pedoni, la donna continua a dominare il pedone A e la partita sarà presto vinta. Quindi una partita stupenda, una partita molto bella. Abbiamo visto che Nepomniachtchi forse ha perso l'obiettività, questa posizione pari, dove Carlsen vuole liquidare tutto di 4 per creare complicazioni, qua si cerca di intrappolare la torre anziché semplificare per la patta, per cui in un torneo normale, diciamo, questa partita probabilmente sarebbe finita patta, in un torneo qualsiasi, con le semplificazioni dopo torre per D4, quindi Nepomniachtchi ha cercato G3, ma D per E3 del campione del mondo è devastante e poi Carlsen ha vinto con questo splendido attacco riconfermando di nuovo il titolo. Spero che questo match vi sia piaciuto, dopo le patte iniziali che quest'ultima fase sia stata più emozionante e speriamo di vederci presto con dei report anche su altri interessanti tornei che si stanno giocando. Grazie mille e alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!